Inaugurata nel Museo Civico della Media Valle del Liri a Sora la mostra Le macchine funzionanti tratte dai codici di Leonardo da Vinci, una esposizione di oltre 30 modelli di macchine edili, militari e per il volo, tratte dai disegni dei codici del genio poliedrico di Leonardo da Vinci. Abbiamo voluto rendere omaggio a questa figura importantissima di Leonardo, ai 500 anni della morte, della ricorrenza della morte, e ricreando questa mostra già fatta nel 2007 con risultati entusiasmanti per noi, e abbiamo voluto rendere omaggio nuovamente alla città di Sora. Questa esposizione di queste macchine funzionanti tratte dai codici di Leonardo da Vinci, che riguardano un po' tutto lo studio e tutte le invenzioni di questo genio, riconosciuto come il principale genio del Rinascimento italiano. E la mostra è architettata in base a quelli che sono stati studi di Leonardo, quindi sia riguardanti il volo, sia riguardante la parte meccanica, sia riguardante la parte edilizia e sia riguardante la parte anche dello studio delle macchine da guerra. E abbiamo voluto riproporre un po' tutto il funzionamento e gli studi di queste invenzioni fatte da Leonardo, dividendole in aree, quindi in base ai vari studi. A tagliare il nastro inaugurale il primo cittadino di Sora, Roberto De Donatis, insieme al presidente della 15ª Comunità Montana Valle del Liri, Gianluca Quadrini, ed al presidente dell'associazione Carpe Diem, Massimo Conte. Rispetto alle 8 macchine di Leonardo abbiamo ulteriormente arricchito, arrivando a 30 macchine, devo dire meravigliose poi, come sia la presentazione che l'allestimento di questa mostra. Voglio ringraziare pubblicamente l'assessore Sandro Gemmiti per aver ancora una volta portato un alto contributo e qualificato rispetto a quella che è la storia della nostra nazione. Leonardo rappresenta a tutti gli effetti la figura di maggior spicco dell'arte, ma anche della cultura, della scienza, e quindi avere oggi qui una mostra così ben rappresentata di parte di questo immenso genio è un motivo di orgoglio, di onore, ma anche una grande opportunità per i nostri bambini, che devono capire da quale storia e da quali nobili origini viene il talento italico. La mostra torna nella città di Sora dopo l'anticipazione avuta nel mese di maggio e propone ai visitatori macchine interattive che possono essere messe in funzione perché riprodotte da abilissimi artigiani fiorentini con la supervisione di esperti ingegneri. Questa mattina ho avuto modo di visitare macchina a macchina, passo passo, tutto quello che l'associazione Carpe Diem e veramente Donato e Massimo hanno fatto le cose in grande. Hanno riprodotto qui tutte quelle che sono almeno parte delle macchine di Leonardo e delle invenzioni di Leonardo. La cosa che mi è rimasto più impresso è il fatto che ho saputo oggi che Leonardo ha inventato il tovagliolo a tavola, cosa che per noi è una cosa scontata. Tutto ciò che noi oggi troviamo intorno a noi, le macchine, il treno, le ferrovie, la biella, la ruota dentata, tutto quello che noi troviamo è perché al 90% l'ha inventato proprio Leonardo, e consideriamo che è partito da zero. Ma veramente un plauso va fatto a questi ragazzi che con tanta cura hanno messo in piedi questa mostra, che noi non potevamo assolutamente non partecipare, non sostenerla e patrocinarla come comunità montana, soprattutto perché vedo anche parecchi ragazzi. E è proprio attraverso la trasmissione di tutto quello che è il know-how del passato e tutto quello che è stato nel passato i ragazzi possono trasmetterlo al futuro. È importante conoscere il passato per muoversi bene nel presente e andare meglio verso il futuro. Complimenti veramente a tutti e complimenti a coloro che hanno avuto l'idea, perché non è da tutti avere l'idea di fare queste mostre e di proporre questi temi. La mostra Le macchine funzionanti tratte dai codici di Leonardo da Vinci resterà allestita nella sezione archeologica del Museo della Media Valle del Liri fino a domenica 8 dicembre.